giornata del massimo campionato di Serie 1 che stasera vedrà contrapporsi i padroni di casa del Breganze. Dall'altra parte invece la squadra di Crudeli, lo Scandiano. Il Breganze arriva dalla sconfitta in quel di Valdagno per 5-2, invece lo Scandiano arriva dalla sconfitta di Misura a Follonica, quindi due squadre che stasera cercheranno di modificare il loro iter di gara. Andiamo a vedere subito quelli che sono le formazioni, partendo ovviamente dagli ospiti del Lubrocar Scandiano, che può schierare Matteo Vecchi, quindi Alessandro Franchi, Federico Buralli, Nelson Pablo Saavedra, Romeo Danna, Felipe Baieri, Giorgio Maniero, Mattia Iapicchiello, Martin Montivero e quindi Mattia Verona. L'allenatore, dicevamo, il signor Roberto Crudeli. Dall'altra parte risponde invece Diego Mirra con Bruno Sgari, Andrea Dalla Valle, Pietro Battaglin, Samuele Muglia, Eloy Michans, Gerard Ixido, Stefano Del Santo, Lucas Martinez, Guido Sgaria, quindi Fabio Mabidia. Dicevamo che nella compagine del Breganze stasera l'assenza del capitano Mattia Cocco, e vedremo poi di indagare quali saranno state le cause del sua debacle. Intanto subito in avanti con Del Santo, quindi il tiro di Michans, attenzione perché riparte in velocità il tiro intanto del numero 9 Alessandro Franchi per quanto riguarda lo Scandiano. Attenzione a Martin Montivero che recupera, lo tiene a bada Martinez. Intanto tiro dalla distanza, rimane lì pallina, scontro, l'arbitro dice che si può proseguire. Andiamo a vedere quelli che sono gli starting five per quanto riguarda il Breganze, ovviamente senza Mattia Cocco, Del Santo, ma quindi con i tre stranieri Michans, Teixido e Martinez. In porta ovviamente Bruno Sgaria. Dall'altra parte invece vediamo in porta Mattia Verona, quindi Martin Montivelo, Baieli, Alessandro Franchi. Attenzione intanto al tiro, pallina che viene recuperata, Montivero in velocità, alza e schiaccia Iapicchiello, pallina che rimane lì e può essere raccolta dalle stecche biancorosse, scusatemi, rossonere stasera in camicia bianca del Breganze. Nel completo invece rosso-blu lo Scandiano. Breganze che sembra essere partito con velocità in questo match, quando sono trascorsi appena 3 minuti, il risultato ancora di 0-0, nessun fallo di squadra. Un Breganze che sicuramente vuole tornare a macinare risultati dopo le 9 risultati utili consecutivi. Lo stop di Valdagno proprio martedì, quindi vorrà sicuramente tornare alla vittoria dei 3 punti. Dall'altra parte lo Scandiano, che comunque rimane un'ottima squadra nonostante la posizione in classifica, sicuramente ha fatto vedere grandi cose in questa stagione, vuole tornare anche lei a macinare punti. Ma torniamo in cronaca diretta. Martinez fuori dall'area di rigore. Martinez prova in un alza e schiaccia improbabile, viene fermato subito. Pallina che ritorna allo Scandiano. Franchi dietro verso Baieri, ancora centro della pista per lo Scandiano. Scandiano che aveva provato in un paio di occasioni di andarsene in contropiede, come fa adesso, arriva fino in fondo Felipe Baieri. Tiro debole però dall'altra parte, subito Martinez in velocità, viene toccato, l'arbitro vede il tocco sulla stecca. Primo fallo di squadra della partita ai danni dello Scandiano, con pallina che dovrà essere rigiocata dal Breganze. Ci prova Martinez, Teixido prova ad allargare il gioco verso Stefano Del Santo.
Michans centrale, ancora la staffilata di Teixido, pallina che però viene respinta abbastanza agevolmente. Baieli intanto in recupero. Danna quindi per lo Scandiano, si ferma, preferisce tornare sui suoi passi, ricomincia dal centro della pista, ancora con Baieli. Montivero, Baieli, tiro centrale, capisce tutto però Dal Santo, il taglio in velocità, staffilata di Martinez fuori abbondantemente la destra di Verona, quindi pallina adesso invece imprecisa di Stefano Dal Santo, 5 secondi di antigioco e quindi pallina che dovrà essere ceduta alla formazione di Roberto Crudeli. Torna a giocare pallina lo Scandiano, prova ad andare in velocità lungo l'area con Baieli, viene riportato però molto bene fuori da Gerard Teixido. Martin Montivero in velocità prova a sorprendere Bruno Sgaria, tenta un'alza schiaccia da dietro porta, pallina alta. Si deve ricominciare con pallina per il Breganze, centrale per Stefano Dal Santo, quindi Martinez a far girare pallina. Michans prova ad allargare la difesa e la formazione di Diego Mir giocando molto largo. Prova adesso infilarsi Martinez in mezzo a tre, scusatemi, Michans in mezzo a tre, nulla da fare. Baieli dietro per Montivero, finta il tiro ancora Baieli, prova in velocità con Alessandro Franchi. Attenzione intanto in velocità Martinez, tiro centrale. Fase di gioco in cui c'è un continuo dai e vai. Le squadre si stanno affrontando assolutamente a viso aperto. Teixido, prova Teixido ma vede un fallo di squadra, presumibilmente di Martinez. L'arbitro, che ricordiamo essere il signor Ulderico Barbarisi e quindi Carlo Iuorio. Il cronometrista è invece il signor Aid Lewis. Scandiano in avanti, ci prova Danna dietro per Montivero, staffilata di Montivero fuori dallo specchio della porta, recupera però Baieli per lo Scandiano. Baieli prova anche lui il tiro, sicuramente il tiro dalla distanza è una delle specialità di questo Scandiano, almeno per quanto riguarda questi primi 6 minuti, 19 infatti al termine, 0-0 il risultato qui al Pala Ferrarin. Teixido ancora verso il catalano, Michans, Martinez dietro, Stefano Dal Santo. Prova a proporsi in centro area ancora Dal Santo, che gli viene fischiato un fallo di squadra. Dall'altra parte la riproposizione dello Scandiano finisce a vuoto, quindi può ripartire il Breganze. Ci prova Martinez, cede pallina a Martin Montivero, ma scusatemi, era Teixido che aveva ceduto a Martinez. Attenzione al tiro centrale intanto di Baieli e poi sulla ribattuta Danna, l'ex oltretutto di questa partita. Che amnesia difensiva là dietro, con a salvare tutto Bruno Sgaria. Risultato che non cambia, qui ancora 0-0, 18 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo, con adesso pallina per i rossoblu dello Scandiano. Si posiziona pallina, fanno ripartire il gioco, dietro ancora per Martin Montivero, scarica pallina per Franchi, centrale, attenzione alla ribattuta di Danna, era lì proprio, non riesce a trovare, a impattare pallina, però va a recuperarsi un'ottima punizione per lo Scandiano. Franchi adesso prova ad allargare il gioco, Baieli ancora Danna, Martin Montivero ancora al centro della pista per lo Scandiano, prova questo taglio, si era proposto bene Danna, capiscono tutto per i giocatori e il tiro
dalla distanza di Martinez, che al 7° minuto sorprende, forse non proprio incolpevole, Mattia Verona sul suo palo sulla destra. Ma è stata veramente una staffilata quella di Martinez, che quindi al 7° minuto porta in vantaggio il Breganze qui al Pala Ferrarin. Ricordiamo 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1. All'andata fu una battaglia con il Breganze che vinse 5-4. Attenzione, perché arriva il pareggio immediato di Danna. Vediamo l'arbitro che però viene richiamato. Viene convalidato sì il gol. Quindi la rete viene convalidata a Danna per l'1-1 dello Scandiano. E stavo proprio dicendo che è stata una battaglia la partita di andata, con il Breganze che si è imposto per 5-4, e qui sembra non cambiare la musica con il Breganze. È andato in vantaggio ma subito raggiunto da Danna. In pista anche Samuele Muglia adesso, posto proprio di Martinez, viene fatto rifiatare. Texido intanto in avanti, prova ad andare lungo Balaustra e viene visto anche un fallo di squadra, un colpo di stile che dice sull'anca l'arbitro. 17 minuti e 02 secondi alla fine del primo tempo. Viene chiamato il primo time out sponda Breganze, con il risultato sull'1-1 dopo la rete al 7° minuto di Martinez. Risponde praticamente dopo pochi secondi proprio Danna, il gol dell'ex di turno. E il risultato quindi di 1-1 qui al Pala Ferrarin. Andiamo a vedere anche quali sono le altre partite del massimo campionato di Serie 1. Oltre ovviamente a Breganze Scandiano abbiamo Trissino Follonica, Vercelli Monza, il big match Forte dei Marmi Valdagno, quindi Sandrigo Bassano, Lodi Sarzana e Tiene Viareggio. Tutto pronto per ricominciare. Si dovrà ricominciare dopo il fallo di squadra, che ricordiamo essere già 3 per il Breganze, 1 solo invece per lo Scandiano. Dovrà ricominciare a giocare palline lo Scandiano, e lo fa adesso con Martin Montivero. Quindi Danna viene pressato da Stefano Dal Santo. Attenzione, perché Dal Santo commette, anzi è Danna questa volta a commettere fallo. Quindi Dal Santo per Muglia, dietro Martinez. Ancora Dal Santo dietro porta, prova, cerca piazzamento dei suoi, non lo trova, preferisce ricominciare dal centro della pista con Texido. Ancora Dal Santo, Martinez, lungo Balaustra, ancora Muglia. Tiro dalle distanze intanto di Martinez. Attenzione, perché il miracolo di Bruno Sgaria. Danna vicinissimo alla doppietta. Si era fatta trovare impreparata lì la difesa del Breganze. Baieli adesso in possesso di pallina, tiro di Baieli. Questa volta riesce a metterci la stecca all'ultimo proprio Muglia, il lungo Balaustra, Martinez. Aspetta il piazzamento dei suoi, Muglia, tiro di Muglia. Deviato alto, palla che ritorna in pista, Texido. Ancora Stefano Dal Santo, dietro ancora per Texido. In velocità prova per il deviazione di Muglia. Attenzione Muglia che recupera pallina, ma ancora una volta Franchi riesce a interporsi tra Muglia e il Verona. Niente di fatto. Montivero in velocità, prova un alza e schiaccia Montivero. Baieli
Ancora Franchi per lo Scandiano, attenzione, pallina in centro per Danna, intuisce tutto, però Muglia si riparte in velocità. Martinez prova a fare tutto da solo. Martinez, palla che esce dallo specchio della porta. Martinez ritorna in possesso pallina, la allarga per Stefano Dal Santo, prova ancora un'incursione ma cambia idea Martinez. Muglia quindi. Martinez cosa fa? Tutto da solo Martinez! Aveva praticamente fatto fuori tutta la difesa dello Scandiano. Martinez, grande azione del giocatore del Breganze, con Texido adesso a recuperare pallina. Lungo Balaustra per Muglia. Martinez, palla che viene spizzicata, che quindi esce dal rettangolo di gioco. Si dovrà ricominciare con palline per lo Scandiano. Montivero si incarica della battuta. Baieli. Franchi per lo Scandiano. Si lotta dietro porta, ma poi arriva il fallo di squadra di Stefano Dal Santo, il quarto fallo di squadra del Breganze. 14 minuti alla fine del primo tempo, 1-1. Franchi è costretto a tornare nella sua metà area. Per un attimo aveva perso il controllo della pallina Montivero. Viene fischiato l'antigioco. Texido adesso a riproporre l'azione offensiva per il Breganze con Stefano Dal Santo, prova il tiro esterno della rete, quindi ancora Dal Santo riporta pallina verso il centro della pista, prova a allargare verso Martinez lungo Balaustra. Martinez torna in possesso di pallina, prova a staffiliata dalla distanza, cercare magari la deviazione di qualcuno, pallina che comunque rimane nelle stecche del Breganze, però Muglia questa volta gli toglie pallina proprio Baieli, e aveva provato a fare tutto da solo. si lancia, Texido aveva provato a lanciare Martinez, forse un po' troppo defilato. Tutto da rifare con Dal Santo. Ancora Muglia. Prova un dai e vai Martinez. Dal Santo preferisce tornare ancora verso Dal Santo. Texido largo. Non riesce a trovare il Breganze qualche pertugio dove poter tentare di infilare palline per la deviazione sotto porta, davanti alla porta appunto di Verona. Molto bene fino ad ora la difesa dello Scandiano. Muglia, Martinez viene affrontato da Franchi che lo ferma. Attenzione, 2 contro 2 perché è rientrato intanto in pista Michans per il Breganze. Franchi viene affrontato da Texido, riesce a scaricare pallina. Baieli adesso in possesso, centro della pista Montivero. Ancora per Baieli, dietro per Franchi. Lungo la Balaustra, si porta dietro porta di Bruno Sgaria, prova un alza e schiaccia, pallina che finisce nell'angolo ma viene recuperata ancora da Danna. Prova ancora Franchi il tiro, trova però questa volta sulla sua strada Muglia. Tanto vediamo l'arbitro che ha qualcosa da dire proprio a Muglia, che è andato a riferire qualcosa, qualche contatto probabilmente nell'area di rigore del Breganze. Texido, si ricomincia con il Breganze, possesso pallina. Martinez, no look per
ancora Muglia, Michans, ancora Martinez dietro per Teixido, prova palla a mezz'aria a trovare la deviazione, ritorna in possesso però Muglia della pallina, Martinez dalla distanza, finta il tiro, pallina che viene recuperata però da Teixido, la spara in centro ma non viene recuperata da nessuno, può partire dall'altra parte, attenzione a Montivero, fa tutto da solo, cade in area, attenzione perché l'arbitro si porta davanti a Martin Montivero. Primo richiamo ufficiale per Montivero. Teixido sul punto di battuta, Michans pronto a raccogliere pallina. Michans, lungo balaustra per Muglia, ancora Martinez. Prova ad velocizzare la manovra della squadra di Diego Mir. Ancora Muglia dietro porta di Verona. Martinez, ancora Muglia dalle distanza. Trova però il corpo, mi pare, di Danna, e pallina che esce dal specchio della porta. Scusate, dal rettangolo di gioco, pallina che dovrà essere rigiocata da Muglia. Muglia già sul punto di battuta, Martinez di pronto a ricevere pallina. Martinez allarga per... attenzione alla palla centrale. Avevo visto giusto, era Andrea Della Valle quello che era entrato con la maglia numero 3 del Breganze, già una rete per lui in questa stagione, un giovane promessa del vivaio rossonero Della Valle. Tanto attenzione, il tiro dalla distanza di Baieri in tuffo, molto bello. Bruno Sgaria. Ingaggio a 2 intanto sul vertice alla destra della porta difesa di Bruno Sgaria. Muglia Danna sul punto di battuta, pallina che viene recuperata da Martinez, prova a lanciare Michans in avanti verso Della Valle. Possesso di pallina Della Valle, prova a scambiare con Muglia, in velocità ancora Martinez. Martinez prova a fare tutto da solo. Muglia dietro porta ancora di Verona. Michans dalla distanza, tiro centrale veleitario. Nessun problema per Verona con uno Scandiano che può ripartire. Danna, lungo balaustra ancora per Baieri, quindi Franchi. Ancora Baieri, si porta sulla tre quarti, staffilata di Baieri. In gran velocità su questa ribattuta però Alessandro Franchi su Michans riesce a recuperare pallina, se la giocano, lungo balaustra riesce a disturbarlo, Eloy Michans, grande caparbietà, riesce a riprendersi pallina. Dalla Valle ancora per Martinez, ancora Michans. Aveva cercato il taglio proprio l'ex Viareggino, ha trovato un pattino Muglia e viene chiamato invece questa volta un time out sponda Scandiano, uno Scandiano che comunque sta resistendo molto bene, chiudendo tutti gli spazi agli attacchi del Braganza. Dall'altra parte invece in fase offensiva
sta facendo vedere soprattutto con le incursioni del velocissimo Danna, i tiri dalla distanza di Baieli. Tanto andiamo a riassumere la situazione qui al Palla Ferrarina, dove ricordiamo si sta giocando la 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1, quando mancano 8 minuti e 7 secondi alla fine del primo tempo. Le reti al 7° minuto di Martinez, dopo qualche istante il pareggio di Danna per l'1-1. Il risultato fino a questo momento, mentre i falli di squadra sono 4 per il Breganze, 1 solo invece per lo Scandiano. Indubbiamente anche Diego Mir dovrà apportare qualche modifica, probabilmente chiederà ai suoi un po' più di velocità per mettere in difficoltà la difesa dello Scandiano. Manovre a volte troppo prevedibili, qualche taglio in più, qualche velocità in più potrebbe essere la chiave giusta. Dopo è più facile a dirsi che a farsi. Tanto andiamo sul punto di battuta dove Dalla Valle è già pronto con Martinez, pronto a ricevere. Dietro porta intanto anche Muglia. Martinez, Muglia. Tiro di Muglia improvviso, si allunga molto bene Verona. Tanto vediamo che l'arbitro fischia, vanno a parlare i due arbitri, Iuorio e Barbarisi. Viene dato un fallo allo Scandiano, si è già ricominciato a giocare con Martin Montivero dietro per Baieli, quindi Franchi. Non ha cambiato ancora nessun giocatore di movimento Roberto Crudeli. Prova il tiro intanto dalla distanza, alto sopra la traversa Franchi. Pallina che deve essere recuperata, viene recuperata in questo momento. Si deve ricominciare con una punizione per anzi no, la pallina dovrà essere riportata al centro della pista. Martinez dietro palla per Muglia, lungo balaustra. Muglia, Michans prova in velocità con Muglia fuori dallo specchio della porta, pallina che comunque rimane nelle stecche dei rossoneri, con Muglia che ci riprova, lungo balaustra, viene schiacciato da Martinez, riesce comunque a dare palla per Michans, prova il tiro Martinez, viene bloccato subito da Baieli. Martinez ritorna in possesso di pallina e un fallo che viene fischiato al Breganze, non ho capito se era per un tocco di pattino. Pallina che comunque rimane nelle stecche rossonere con anzi rosso-blu, scusate, con lo Scandiano. Attenzione al taglio intanto di Montivero a cercare la deviazione di Danna, ma siamo già dall'altra parte con Muglia. Prova Muglia, bella la rete di Samuele Muglia che sigla il 2-1 al 19esimo. Un bel taglio sulla destra di Verona, palla che colpisce il palo interno e poi finisce in rete. 12ª rete quindi per Samuele Muglia in questa stagione. Una buonissima stagione direi per il giocatore arrivato dal Viareggio, sempre più carattere sta mostrando in questo Breganze. Attenzione perché si è subito riversato in avanti lo Scandiano. Franchi adesso con Baieli. È entrato anche in pista intanto Maniero per lo Scandiano. Prova a girarsi, attenzione perché la pallina non è uscita di molto per lo Scandiano.
Martinez intanto cede pallina a Michans, tutto chiuso, preferisce ricominciare. Ancora per Muglia, attenzione perché Dalla Valle non riesce a agganciare palline, adesso scadrà l'antigioco. Cinque minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, 2-1 qui il risultato al Palla Ferrarin dopo la rete di Martinez, al settimo di Danna. Attenzione intanto al tiro che questa volta però viene deviato, arriva la rete al 19esimo di Muglia per il 2-1 momentaneo, con un Scandiano che sta provando a forzare là davanti, dentro anche Maniero per lo Scandiano. Pallina intanto in possesso del Breganze, Muglia scarica dietro per Martinez. Dalla Valli preferisce tornare sui suoi passi, a ricominciare da Michans, allarga Michans, Teixido intanto è rientrato in pista anche lui. Michans, il tiro dalla distanza, però colpisce Baieli, nulla di fatto, pallina che viene recuperata, Maniero. Baieli, centro della pista, allarga ancora verso Franchi, quindi ancora Baieli. Maniero, adesso molto alta la difesa del Breganze, faticano molto di più i giocatori dello Scandiano a trovare qualche incursione, anche perché il fantasista nonché il miglior realizzatore Montivero è dovuto uscire per qualche minuto di pausa. Attenzione dall'altra parte, l'alza e schiaccia, pazzesco di Muglia, doppietta personale per Samuele Muglia. Questa partita, ma che rete, alza e schiaccia in velocità, contropiede, tecnica, potenza, velocità. Sicuramente un applauso adesso, quando è uscito, applauso di tutte le curve del palazzetto, meritatissimo per Samuele Muglia. Stasera una gran bella doppietta, seconda rete veramente da rivedere al rallenti e gustarsela. 3-1 quindi adesso il risultato, 3 minuti e 47 secondi alla fine del primo tempo, con Baieli per lo Scandiano, tiro dalla distanza di Baieli, para Sgaria, dall'altra parte ci prova sta filata di Teixido. Ancora Dal Santo, lungo Baleustra, dietro porta di Verona. Breganze che sta giocando, prova a giocare al limite dei 45 secondi, cerca ovviamente di rallentare la partita prima della fine di questo primo tempo, nella speranza di andare alla pausa con il doppio vantaggio. Attenzione perché adesso viene tolta pallina da Franchi, Muglia e Danna, scusate, dall'altra parte ancora Franchi si gira molto bene, deviazione proprio di Bruno Sgaria. Stefano Dal Santo intanto in possesso di pallina, fuori dalla valle, dentro ancora Martinez per il Breganze, vuole provare magari la stoccata finale proprio Diego Mir, proprio in questi ultimi 2 minuti di gioco del primo tempo. Stefano Dal Santo intanto recupera la pallina, lotta e la tiene contro Franchi. Michans in possesso di palla, viene però marcato da Danna. Michans si gira, è forzato al tiro perché mancavano solo 3 secondi alla fine dell'azione. 45 secondi, ricordiamo, è il tempo necessario e permesso nell'hockey pista per portare a termine un'azione offensiva. Teixido intanto il tiro simile alla destra di Verona. Franchi ancora in avanti, si libera tutto solo Franchi. Cosa non ha fatto? Cosa non ha fatto Alessandro Franchi?
Rete bellissima del giocatore dello Scandiano che si è visto tutto libero fino ad avanti a Muglia, poi a un braccio solo le infila all'incrocio sulla destra di Bruno Sgaria e quindi Scandiano che si rifà sotto 3-2 adesso a 1 minuto e 30 secondi alla fine del primo tempo. Muglia intanto prova a allargare per Martinez, dietro ancora Muglia, Dal Santo. Pallina recuperata intanto da Maniero, riesce però a mettere lì la stecca Teixido. Attenzione Martinez che viene toccato, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Maniero prova, l'alza e schiaccia ancora Danna che sibila il palo. Un po' troppa libertà là davanti per gli attaccanti dello Scandiano. L'abbiamo visto anche nell'occasione della rete di Franchi. Attenzione, pallina che viene recuperata adesso dallo Scandiano, ci prova dal tiro dalla distanza di Baieri. Attenzione perché Dal Santo frana addosso a Baieri e procura il quinto fallo di squadra per il Breganze. Pallina che dovrà essere rigiocata dallo Scandiano, già sul punto di battuta Maniero. Baieri pronto a ricevere, vedremo lo schema dei giocatori di Crudeli. 21 secondi alla fine di questo primo tempo. Pallina invece che viene data proprio a Franchi. Baieri ancora per Danna. Maniero sta affilata, centrale. Attenzione perché l'arbitro va a richiamare Muglia e gli dà anche il primo avviso ufficiale. Quattro secondi alla fine, prima un richiamo ufficiale per Samuele Muglia. Scandiano che dovrà giocare questi ultimi 4 secondi, ci prova con Franchi. Attenzione, ci ha provato con la doppia conclusione. Danna, niente da fare, risultato che non cambia qui al Pala Ferrarin. 3-2 il risultato dopo il primo tempo. Bella partita giocata a viso aperto da entrambe le parti, sicuramente un secondo tempo tutto da vivere.
Ben ritrovati, quindi ben ritrovati amici appassionati di hockey pista, secondo tempo che sta per iniziare qui alla Pala Ferrarin di Breganze, tra Breganze e Scandiano, con il Breganze avanti di una sola lunghezza per 3-2 dopo le reti nel primo tempo, al 7° minuto di Martinez, il pareggio di Danna qualche secondo dopo, quindi doppietta di Muglia, 19° al 21° e accorcia le distanze Franchi. Andiamo a vedere anche i risultati dalle altre piste, partite molto tirate, con il Follonica che sta vincendo 3-1 a Trissino, 0-0 Vercelli Monza, 2-1 avanti Forte dei Marmi su Valdagno, quindi Sandrigo che è avanti sul Bassano per 3-2, Lodi 1-1 con il Sarzana, Viareggio invece sta vincendo 3-0 in quelle di Tiene. Ma andiamo in telecronaca diretta con il Breganze subito in avanti, prova il tiro Michens dalla distanza, Martinez fuori dallo specchio della porta, cercava la deviazione di Del Santo che si scusa, quindi lo Scandiano che può ricominciare a tessere la manovra offensiva. Maniero intanto era stato rimasto in pista per la formazione di Crudeli con Baieri, quindi Dan e Franchi creano, assieme ovviamente a Mattia Verona in porta, il starting five di questo secondo tempo, mentre dall'altra parte Diego Mir con Dal Santo e i tre stranieri, quindi Micha, Martinez, Teixido, in porta ovviamente Sgaria. Così risponde Diego Mir alla formazione di Crudeli. Breganze che sta manovrando in velocità, prova il tiro Michans fuori dallo specchio della porta, Martinez, Teixido, ancora Martinez, prova in velocità, cerca di dare velocità alla manovra il Breganze in questo secondo tempo, e infatti prova Teixido, ci mette il guantone Mattia Verona Dal Santo. Martinez preferisce ricominciare ancora da Michans. Martinez, taglio di Martinez, capisce tutto all'ultimo Franchi, niente da fare, Stefano Dal Santo era lì proprio a qualche centimetro, niente da fare, quindi pallina che può essere rigiocata dallo Scandiano. Si prova un'incursione, Baieri viene fermato in velocità, contropiede, 3 contro 2, prova tutto da solo, niente da fare, secondo tiro, palla che rimane lì, poi viene tolta da Franchi, era stato il tiro di Teixido a dare il là, una bella azione pericolosa del Breganze, niente da fare, con adesso il tiro di Maniero dall'altra parte, attenzione, prova in velocità Martinez, si libera Martinez, il palo interno di Martinez alla sinistra di Mattia Verona. Subito emozioni da una parte e dall'altra, qui 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1 tra Breganze e Scandiano, Pala Ferrarin. Franchi in possesso di pallina per lo Scandiano, si fa vedere in avanti, dietro porta di Sgaria. Franchi attende il piazzamento dei suoi, tutto chiuso, preferisce scaricare dietro verso Baieri, Baieri ancora verso Franchi, finta il tiro, prova adesso, però trova la stecca di Del Santo, recupera però in velocità Maniero, scarica pallina ancora per Franchi, dietro Maniero, tiro dalla distanza di Maniero, viene recuperato però da Michans, centro della pista, prova a lanciare Teixido, taglio di Teixido fuori dallo specchio della porta per il giocatore catalano. 3 minuti abbondanti passati di questo secondo tempo, da una parte e dall'altra, subito grande velocità. Da una parte lo Scandiano vuole tentare di sfruttare qualsiasi incertezza del Breganze per portarsi sul 3-3. Breganze che vuole mettere le due lunghezze davanti per poter gestire in maniera più tranquilla la partita. Attenzione intanto, ancora un fallo di squadra del Breganze, 6 falli di squadra di Breganze, 2 invece quelli dello Scandiano, con Franchi a manovrare pallina al centro della pista, prova a macinare di nuovo gioco la squadra di Crudeli con Baieri, Baieri scarica verso ancora Franchi, tutto chiuso però, difesa molto alta del Breganze, pressing sul portatore di pallina, è quello che vuole Diego Mir dai suoi giocatori, non è sempre facile. Attenzione, sta affilata dalla distanza, fuori dallo specchio della porta, Baieri è arrestato, pallina che viene recuperata da Dan, ancora Baieri, finta il tiro, Michans lo marca, lo porta dietro porta,
di Sgaria. Micians e Baieli prova a girarsi, pallina che viene comunque recuperata dalla squadra di Diego Mir. Micians dietro porta non trova nessun appoggio, quindi poi viene toccato sulle Azteca. Fallo già battuto. Martinez dietro ancora per Dal Santo, tiro di Dal Santo dalla distanza, viene deviato, prova un alza e schiaccia, non gli riesce. Teixido che comunque recupera pallina, taglio centrale troppo in avanti. Dal Santo, attenzione in velocità, Franchi tutto da solo, ma Dal Santo non ho capito se Dal Santo o Micians ha fatto fallo appena fuori dall'area di rigore, quindi 7° fallo di squadra per il Breganze. Attenzione perché al 10° fallo arriverà il punizione di prima. Vediamo che suona la campana, ma non vedo che siano accese delle luci, quindi non credo sia semplicemente un problema per il portiere Mattia Verona. Problema alla visiera, viene fermato un attimo il gioco, si dovrà riprendere con una punizione al limite dell'area proprio dello Scandiano. Ricordiamo il risultato 3-2 per il Breganze e punizione dello Scandiano al limite dell'area. Tutto pronto con Maniero sul punto di battuta. Baieli, vediamo qual è il schema. Baieli, tiro di Baieli, riesce a metterci lì una pezza Sgaria, pallina che viene deviata. Attenzione a Danna, funambolico il suo dribbling. Ancora Baieli, centro della pista, manovra ancora della squadra di Roberto Crudeli. Adesso lungo Baleustra, prova ad andare in velocità, viene marcato però da Micians proprio Franchi. Attenzione perché l'arbitro ravvede un colpo di stecca proprio di Franchi e quindi terzo fallo di squadra per lo Scandiano. 7 invece quelli del Breganze, che sta manovrando adesso con Teixido, quindi Martinez. Ancora Teixido, Micians e si prova a girarsi Dal Santo. Martinez, Teixido si libera il tiro centrale alto sopra lo specchio della porta. Scandiano che può ridistendersi in avanti, però si ferma subito Franchi per Danna. Provano a dare velocità, sempre molto alta la difesa del Breganze, non vogliono lasciare ragionare i giocatori. Adesso viene fischiato anche un blocco, quindi fallo di squadra. Attenzione, Martinez fa tutto da solo, arriva davanti forse un po' troppo sotto proprio a Verona. Ancora Martinez in possesso di pallina, vede tutto solo Teixido, entra Teixido, Verona para tutto. Vediamo che l'arbitro intanto fa fermare il gioco, immagino per asciugare la pista. Riassumiamo intanto la situazione qui al Pala Ferrarin. Ancora nessuna rete in questo secondo tempo, il risultato non cambia rispetto ai primi 25 minuti di gioco, con la rete al 7° minuto di Martinez, quindi il pareggio di Danna, doppietta di Muglia 19-21 e quindi Franchi al 21 che accorcia le distanze. 18 minuti esatti da giocare,
in questo secondo tempo, e una punizione che dovrà essere battuta dallo Scandiano, che sarà in possesso di pallina. Danna viene marcato da Stefano Del Santo. Franchi si posiziona dietro porta di Sgaria, attende il piazzamento dei suoi per il taglio, intuisce tutto però Del Santo. Attenzione a Maniero, ritorna in possesso di pallina, perde però la stessa Stefano Del Santo, 2 contro 1 Del Santo, niente da fare, arriva Martinez in velocità e miracolo adesso di Verona. Martinez, capocannoniere del Breganze, con 26 reti. Michans segue a 19, quindi Tixido 14 e 13 adesso quelle di Muglia, quindi Cocco 7, Sgaria 3, dalla Valle del Santo una rete per quanto riguarda il Breganze, i marcatori del Breganze. Tixido intanto in possesso di pallina, Muglia che intanto è entrato in pista, si gira Muglia con il guantone, Verona nessun problema. Franchi intanto scarica verso Baieri, alto sopra lo specchio della porta, mentre Martinez lungo Balaustra per Tixido, prova il taglio per Del Santo, non riesce a direzionarla, è proprio troppo centrale, nessun problema per Verona. Altro tentativo di Martinez a vuoto in avanti subito con Danna, ma si chiude molto bene la difesa del Breganze. Sale ovviamente l'incitamento dei tifosi di squadra, capendo che il momento è delicato per la squadra. Baieri scarica ancora dietro verso Franchi, ancora a manovrare il centro della pista della squadra di Crudeli. Sembra chiudere piuttosto bene gli spazi la squadra di Diego Mir. Siamo ormai al limite dei 45 secondi, forzato il tiro di Danna, innocuo, fuori dallo specchio della porta. Martinez indietro per Tixido, Stefano Del Santo. Si prova ancora a Muglia, quindi lungo Balaustra, Martinez. Ancora Samuele Muglia, sua doppietta al 19esimo al 21esimo del primo tempo, seconda rete spettacolare da rivedere. Ma Martinez prova a lanciare lungo Balaustra a Tixido, manovra molto ragionata sia da una parte che dall'altra. Tiro intanto di Martinez fuori dallo specchio della porta, rimane comunque nelle stecche del Breganze con Muglia in possesso di pallina. Martinez che però viene toccato, vediamo l'arbitro cosa dice. Sembra indicare un semplice fallo, anzi no, viene richiamato Martinez, primo richiamo ufficiale anche per Martinez. Quindi come era successo nel primo tempo per Montivero, anche in questo caso l'arbitro ha pensato alla simulazione e quindi richiama ufficialmente Martinez. Prossimo richiamo ovviamente ci sarà il cartellino blu. Vediamo ancora l'arbitro che sta parlando con Tixido, spiegare il motivo del suo richiamo, con Muglia intanto al punto di battuta. Tixido, Del Santo centrale per Muglia, non arriva la deviazione. Muglia però ritorna in possesso di pallina dietro porta, difesa da Verona, non trova nessuno a cui scaricare palla, trova
l'appoggio in Martinez, adesso centrale la pallina di Franchi per la deviazione di Danna, palla che giunge direttamente a Sgaria. Dall'altra parte Teixido prova il taglio di Muglia, finta e controfinta di Martinez, poi sulla sua strada trova Teixido, costretto a tornare sui suoi passi. Grande voglia di segnare ovviamente per Martinez, goleador di razza, già contro il Valdagno non ha segnato e ancora secco anche in questa partita. In avanti la pallina per Baieri, però viene recuperata sempre da Martinez con Del Santo. Muglia dietro porta di Verona, tende il piazzamento dei suoi, prova Muglia e arriva un'altra rete spettacolare, alza e schiaccia di Muglia al 12° minuto. Samuele Muglia, che serata, man of the match indubbiamente. Tripletta personale quindi per Samuele Muglia e 2 reti da incorniciare. E Braganza che mette 2 reti di distanza dallo Scandiano. Muglia quindi che raggiunge Teixido nella speciale classifica dei marcatori del Braganza. Ricordiamo invece che nello Scandiano i marcatori sono con 23 reti Montivero, quindi Baieri, Saavedra con 11 reti, Danna, Franchi con 8, Maniero 3 reti e quindi Boralli 1 rete. Baieri adesso per Maniero, centro della pista, Maniero prova il taglio, molto bella l'idea per Baieri che non arriva in tempo. Ce n'è Martinez in velocità e arriva Muglia ancora al volo, questa volta Verona si salva. Michans per Del Santo, prova ad accentrarsi, poi preferisce scaricare verso Samuele Muglia, quindi dentro anche Michans al posto di Teixido. Staffilati intanto di Martinez fuori dallo specchio della porta, attenzione perché Martinez procura l'8° fallo di squadra del Braganza. Franchi adesso, Baieri finta il tiro, preferisce per il taglio per Danna, non ci arriva, quindi Michans provato un'altra volta, ha provato un alza schiaccia Muglia, pallina che adesso le stecche rosso-blu dello Scandiano con Baieri a manovrare al centro della pista. Maniero sembra essere comunque piuttosto rallentata la manovra anche dello stesso Scandiano. Intanto vediamo velocità Michans dietro per Martinez, tiro che viene sporcato, rimane lì, pallina che comunque rimane nelle stecche dei veneti con Michans. Del Santo ancora Michans, prova ancora a manovrare largo la squadra di Mira, a cercare di aprire la difesa molto bassa dello Scandiano. Adesso un bel tiro di Michans, Verona riesce a deviare fuori dallo specchio della porta. Danna manovra sulla sponda destra, prova ad accentrarsi
Franchi preferisce scaricare dietro verso Baieri, tiro di Baieri fuori dallo specchio della porta, arriva però Michans, fallo di Baieri. Martinez alza e schiaccia di Martinez, nulla da fare. Danna viene fermato però regolarmente secondo l'arbitro, con Michans che fa partire in velocità lo stesso Martinez. E come si è allungato questa volta Verona, sembrava veramente un gol fatto. Martinez viene affrontato da Baieri, riesce a scaricare il pallino su Michans, il quale riapre dall'altra parte verso Muglia, ancora Martinez dietro per Del Santo. Infelice lo stop di Michans al centro dell'area, quindi Maniero, siamo già dall'altra parte, ma si chiude la difesa del Breganze. Sta affilata intanto improvvisa di Dan, casco però di Bruno Sgaria. E il risultato quindi che non cambia. Andiamo a vedere i parziali intanto anche dagli altri campi, con il Bassano che sta vincendo a Sandrigo per 4-3, Lodi avanti 4-2 sul Sarzana, 4-0 del Viareggio sul Tiene, quindi il Follonica che vince 3-2 a Trissino, 1-1 tra Vercelli Monza, 5-2 invece Forte dei Marmi Valdagno. Attenzione dall'altra parte, subito Baieli in velocità, pallina che però viene recuperata da Stefano Del Santo, preferisce scaricarla dietro verso Michan. Martinez al volo, ancora ci prova in avanti la squadra di Diego Mira con Martinez. Del Santo ovviamente adesso cerca di non andare a forzare i tiri se non c'è una chiara occasione di poter arrivare dalle parti di Mattia Verona. Ci prova ancora Michans per la deviazione di Muglia, deviato però il tiro dall'altra parte, tiro fuori di Baieri, prova un bel alza e schiaccia invece. Attenzione, la pallina che intanto viene recuperata di Pablo Saavedra, prima volta che lo vediamo in pista in questa partita. Saavedra, attenzione perché arriva anche il nono fallo di squadra, il prossimo sarà punizione di prima per il Sandrigo, sì scusate, per lo Scandiano. Allora andiamo a vedere anche quella che è la classifica della Serie 1 dopo 17 giornate, con il Lodi in testa con 43 punti, quindi Forte dei Marmi 39, Valdagno 36, Viareggio Braganza e Follonica il gruppone a 31 punti, Trissino Sarzana 26, Monza 23, Scandiano 18, Vercelli 14, Bassano 12, Tiene 6, Sandrigo 3. Il Breganze quindi prima di questa partita era in quinta posizione dopo aver perso una posizione a causa della sconfitta contro il Valdagno, 31 punti grazie a 9 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, 82 le reti siglate, 63 quelle subite. Lo Scandiano invece prima di questa partita occupava la 10ª posizione con 18 punti e 18 punti grazie a 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, 65 le reti fatte, 66 invece quelle subite. Interessante anche leggere nelle statistiche che lo Scandiano è la squadra che ha subito meno cartellini blu in assoluto, di tutta la Serie 1 solamente 7. Breganze a confronto ne ha subiti il doppio, 14. Attenzione a Danna,
Franchi dietro porta per Saavedra, alza e schiaccia. Adesso inizia a crederci anche lo Scandiano, perché in caso trovasse una rete potrebbe sfruttare poi anche il 10° fallo di squadra, quindi il pareggio non potrebbe non essere così distante. Attenzione, Franchi, danna ancora Bruno Sgaria, tiene a galla i suoi con adesso Teixido entrato, scusatemi, con Martinez e quindi con Muglia. Tocco di pattino adesso, si spiegano Muglia e Martinez. Attenzione in velocità, Pablo Saavedra toglie molto bene la palla, però Martinez proprio all'ultimo. Michans, centro della pista, Teixido. Ancora Martinez. Provano a manovrare con calma i giocatori di Diego Mir. Michans dietro porta di Verona non riesce a trovare lo spazio per girarsi, preferisce scaricare verso Teixido che si gira improvvisamente, pallina alta sopra lo specchio della porta. Pallina che dovrà essere rigiocata con una punizione per il Breganze. Sul punto di battuta Gerard Teixido e Muglia. Muglia per Teixido, palla che rimane lì. Bello lo schema dei giocatori della squadra di Diego Mir. Scandiano che però ritorna in possesso. Franchi dietro, scarica Baieli. Baieli prova in avanti lungo Balaustra, non vede il taglio per Saavedra, prova a girarsi, pallina che rimane lì, Saavedra non aggancia, può ripartire Muglia. 6 minuti 10 secondi alla fine del secondo tempo, 4-2 il risultato, palla Ferrarina tra Breganze e Scandiano, con il Breganze che sta manovrando pallina. Attenzione perché adesso stava per essere anticipato proprio Teixido. Stefano Del Santo lungo Balaustra, capisce però tutto. Ancora Baieli tutto da solo lì davanti a Sgaria. Questa sera, come anche nella partita contro il Valdagno, impeccabile il portiere. E arriva la rete di Michans, staffilata che si infila sotto il 7 alla sinistra di Verona, e quindi Michans porta sul 5-2 il risultato per il Breganze. Riesce a dare un margine di sicurezza adesso. Michans, dopo l'infortunio che l'ha visto patire in queste ultime partite, sicuramente non prestazioni alla sua altezza, adesso torna alla rete, importantissima, quindi anche da un punto di vista morale adesso la rete di Michans, anche in vista, ricordiamo, della Coppa Italia. Si giocherà esattamente tra un mese a Trissino. Per i quarti di finale ci sarà Breganze Valdagno, ma saranno tutte partite spettacolari da seguire in diretta sui canali della Fierce. Teixido intanto sul punto di battuta con Martinez che allarga per Michan. 5 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo, il risultato 5-2 qui al Palla Ferrarin, 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Michans in avanti, Martinez in doppia battuta, niente da fare. Verona è riuscito a dire di no anche questa volta. Lucas Martinez.
Pallina dietro, Baieli per Maniero. Dalla distanza Franchi a cercare la deviazione di Danna, pallina che però viene recuperata dalla difesa rossonera, che può andare in avanti con Tixido. Tixido preferisce tornare sui suoi passi, scarica verso Michans. Del Santo prova a lanciare Martinez, arriva invece Tixido. Attenzione adesso al contropiede, sbaglia però l'appoggio Danna, può andare in velocità Tixido. Michans non riesce a chiudere la triangolazione. Del Santo intanto recupera pallina che rimane lì, ma riesce a dribblare prima Maniero e poi Baieli. Quinto fallo intanto di squadra per Scandiano, 9 invece i falli commessi dal Breganze. Al prossimo fallo del Breganze sarà punizione di prima. Intanto Michans tiro ma trova sulla sua strada Maniero. Attenzione, Martinez recupera pallina, Martinez sul visiera direttamente proprio di Verona. Altro fallo di squadra di Baieli lungo Balaustra. Viene richiamato ufficialmente anche Baieli, che quindi si aggiunge a Montivero e quindi a Martinez. Punizione che dovrà essere battuta dal Braganza. Sul punto di battuta Michans, dietro Tixido, Del Santo, lungo Balaustra ancora per Martinez, ancora Tixido. Martinez, attenzione perché la pallina data da Stefano Del Santo viene intercettata da Maniero. Tiro centrale di Maniero, nessun problema per Bruno Sgaria. Tixido si allarga, ancora Martinez, palla che viene però recuperata dal Braganza. Adesso ovviamente saltano un po' tutti gli schemi, attenzione perché va a terra Del Santo, si lamenta anche con l'arbitro, bisogna stare attenti però. Prova ad andare via Michans, niente da fare, pallina che viene recuperata, poi il tiro di Baieli dal limite dell'area. Attenzione perché perdono pallina un'altra volta i giocatori del Braganza, con Danna che riesce a recuperarla. Danna manca per un attimo l'appuntamento con la pallina su un bel taglio. Staffilati intanto di Baieli fuori dalle specche della porta. Del Santo prova a rilanciare su Martinez, tiro di Martinez centrale. Ci prova anche Maniero dall'altra parte. Viene chiamato intanto il time out Braganze. 1 minuto e 51 secondi alla fine del secondo tempo. Andiamo a riassumere la situazione qui al Palaferrarin, 18ª giornata del massimo campionato di Serie 1, dove il Braganza sta conducendo per 5-2 grazie alle reti nel primo tempo, al settimo di Martinez, quindi al settimo da Danna, al 19esimo, al 21esimo da doppietta di Muglia, quindi al 21esimo da Franchi. Tripletta quindi di Muglia al 12esimo e Michans quindi al 20esimo per il 5-2. I prossimi appuntamenti per Braganza e Scandiano saranno per Braganza il big match qui al Palaferrarin
Tra 7 giorni vi aspettiamo tutti per un Breganze forte dei marmi. Dall'altra parte invece lo Scandiano ospiterà il Trissino. Torniamo quindi in cronaca diretta con la punizione che dovrà essere battuta dallo Scandiano nel vertice basso alla destra dell'area difesa da Bruno Sgaria. Baieli intanto, tiro di Baieli con il guantone, Sgaria para tutto, Michans. Attenzione ancora Danna, tiro dalla distanza ma riesce a metterci stecca Martinez, attenzione che però sbaglia l'appoggio con Baieli, quindi in avanti, attenzione al rigore. Stefano Dal Santo su Matteo Danna. E quindi a 1 minuto e 21 secondi dalla fine del secondo tempo ci sarà anche il rigore per lo Scandiano con Baieli sul punto di battuta. Baieli contro Sgaria, tutto pronto, parte Sgaria, la para, la pallina e l'arbitro vede di nuovo un aggancio di Bruno Sgaria su Baieli e quindi un altro tiro di rigore. Vedremo adesso chi andrà ad assumersi la responsabilità. Entra per l'occasione Martin Montivero. Martin Montivero quindi contro Bruno Sgaria, tutto pronto, Martin Montivero contro Sgaria, para ancora Sgaria, stasera in formato veramente mostra. Dall'altra parte Martinez in velocità, nulla da fare. Curiosità che lo Scandiano aveva finora avuto solamente 3 rigori, di cui uno fatto e 2 sbagliati, e stasera ne ha avuti 2 nell'arco di qualche secondo. Tanto vediamo Teixido che frana contro Verona, ovviamente saltati tutti gli schemi. E che scivolata Teixido, andare a fermare pallina Teixido. 38 secondi ancora da giocare qui alla Pala Ferrarin. Ovviamente si inizia già a fare festa. Maniero sul punto di battuta. Baieli viene subito però chiuso dietro porta di Sgaria. Martinez portato all'angolo, commette fallo di squadra. Maniero, Michans, Teixido lungo Valle Aosta però perde pallina, ultimi 7 secondi. Maniero ancora per Baieli, ci prova Baieli a entrare, nulla da fare, finisce qui la partita, quindi finisce 5-2 la gara tra Breganze e Scandiano. Ricordiamo le reti: al 7° minuto Martinez, quindi pochi secondi dopo Danna, 19° e 21° Muglia per il 3-1, quindi accorcia prima della fine del primo tempo Franchi al 21°, ancora al 12° del secondo tempo Muglia, quindi Michans al 20° chiude le danze con un 5-2. Indubbiamente man of the match, se posso scegliere per il Breganze, sceglierne 2, sicuramente sceglierei Bruno Sgaria, e ovviamente per le reti Samuele Muglia, 2 reti pazzesche su 3.
Scandiano comunque è un'ottima squadra, soprattutto dietro, che si chiude molto bene. Indubbiamente sta facendo un ottimo lavoro Crudeli, credo che i suoi obiettivi li stia raggiungendo e quindi sicuramente la squadra si toglierà tante altre soddisfazioni. Braganza che invece ricomincia la rincorsa verso le prime posizioni, come si diceva, settimana prossima arriva Forte dei Marmi con l'ex di turno Ambrosio che sta macinando una rete dopo l'altra. Sicuramente un incontro da non perdere. Vi aspettiamo quindi tra 7 giorni qui al Paleferrarin da Studio 7 HD, alla regia Roberto Bauce, quindi alla voce Ivo Peretto. Buon sabato sera e arrivederci alla prossima.